Io qui mi sono segnato un intervento fatto appunto a Tele Pordenone del consigliere regionale della Lega Nord Daniele Stival, il quale un giorno ha parlato delle due liste civiche presenti alle prossime elezioni, cioè quella sua e quella di Bellinazzi. A tale proposito Daniele Stival ha detto che le liste civiche, siccome non si interfacciano con gli enti superiori, io penso si riferisca alla regione, allo Stato, alla provincia, sono destinate a non dare servizi ai cittadini, quindi, secondo lui, è meglio che se ne stiano a casa. E poi ha aggiunto anche che secondo lui la lista di Bellinazzi e la sua non raggiungerà il 3%, che sarebbe la soglia minima per avere un consigliere comunale, e che la vostra lista è una lista, riporto fedelmente, civetta, che mira poi all'apparentamento al secondo turno. Lo fate solo per le carreghe. Se lei mi può dare un commento su queste affermazioni? Di per sé assolutamente Stival non merita neanche una risposta, di per sé, ma dopo sa com'è. Siamo in politica, cerchiamo di rispondere no ovviamente con le stesse argomentazioni. L'anno scorso, grazie a queste liste che non contano nulla, la sua macchina da guerra della Lega è rimasta a casa. Io non so se quest'anno si ripeterà, io proporrei al consigliere regionale Stival, prima di dire che non fanno l'interfaccia ai cittadini, potrei anche fare una polemica abbastanza sterile, me la chiudo qua, basterebbe che desse dimostrazione lui, ma come tutti gli altri in questo caso, dei costi del consiglio regionale dei consiglieri. Non dico che siano legali, io dico che sono inopportuni, chiusa la parentesi. Sarebbe male se spiegassi questo ai cittadini, mi avrebbero molto di più gratificati, come meglio sopravvissuto informazione. Per questo che ci riguarda, Daniele Stival è sempre stato folcloristico, in conseguenza queste sue affermazioni sono convinto che li vedrà. Potrei anche aggiungere in questi giorni anche Daniele Stival, direttamente o indirettamente, avrebbe avuto il piacere che noi corressimo col centrodestra, e con questo ho chiuso. Ma quindi queste affermazioni che vengono, diciamo, dalla Lega Nord vi pone come un problema eventualmente per un eventuale apparentamento al secondo turno? Cioè trovate magari maggiori difficoltà, maggiori ostacoli magari a mettervi col centro-destra piuttosto che con il centro-sinistra? Perché io onestamente non ho mai sentito parlare in maniera così aspra gli esponenti del centro-sinistra nei suoi confronti. Veramente sono ancora addolorati l'anno scorso, non so cosa farci, se ne faranno una ragione, però dispiace perché la politica guarda avanti, non guarda indietro, di conseguenza io guardo avanti. Io le posso garantire che me l'hanno riportata questa affermazione che non l'ho sentita, ma siccome lui è abituato a fare buttate un po' così, però ufficialmente non lo ammetterà mai, ma in questi giorni io e qualcuno seduto a questo tavolo abbiamo avuto incontri con la Lega che la pensavano esattamente diversamente da Daniele Stival, quindi che si mettono d'accordo se il pensiero suo è unico o se la Lega è una e trina, cioè ce ne sono tante Leghe. Quindi quello che noi abbiamo fatto anche oggi, ci siamo solo riappropriati della nostra autonomia, e poi il consigliere Stival, se è convinto che non raggiungiamo il 3%, ha già vinto, non c'è nessun problema. Cioè io non mi presto a queste polemiche, la pensi come vuole, vada avanti per la sua strada, cioè non mi tocca. Vi ho già detto prima che non è un programma di Careghe, perché personalmente la Careghe non mi interessa. E per quello che riguarda il nostro programma, lo approfitto per ribadirlo, per noi se l'importante è che ci siano persone qualificate e qualificanti all'interno e all'esterno delle liste e anche all'esterno di tutte le liste, indipendentemente che sia della nostra o di altre liste. Questo secondo me è fondamentale. Casomai se ci saranno questi apparentamenti e se per caso ci saranno, che noi saremo con la coalizione vincente, metteremo anche noi, fra virgolette, un palettino. Siccome si sono già coalizzati, hanno già, penso, suddiviso quelle che sono le quote in amministrazione. Bene, vorremmo vederle anche noi, ma non perché ci interessa la carriera, quantomeno perché se io devo... Mi ha fatto una domanda a Mario prima di andare via, Angeli, o Stefano prima sulla collaborazione, cioè noi prima di dare una fiducia volevamo vedere le persone che possono difendere non gli interessi nostri, scusate, gli interessi della collettività, e volevamo che fossero persone che ci possono anche rappresentare
non tanto che uno ci rappresenta solo della nostra coalizione, quando io faccio parte di una maggioranza difendo tutta la maggioranza, non soltanto il mio o unico rappresentante, quindi anche noi avremo qualcosa da dire, ma non voglio scendere sulla polemica. Le poltrone, se ci interessano tanto come lui, quindi se lui interessa le poltrone interessano anche a noi, se no non ci interessano noi come a lui. E poi non è vero che noi, siccome non siamo interfacciati perché non abbiamo un rappresentante politico, quindi non abbiamo nessuna possibilità di attingere o di avere rapporti regionali. Credo di non dire niente di nuovo, che in questi giorni ci sono le regionali e c'è la ricerca fino all'ultimo di una collaborazione per i vari candidati, tutti ti stanno cercando, tanto da destra come al centro come alla sinistra. Quindi la collaborazione siamo noi che abbiamo casomai il problema con chi collaborare, no? Che non siamo collaborativi o non abbiamo possibilità di collaborare. In conclusione, la segnalazione, credo che il video di Stival ci sia nel mio sito. Sì, è vero, confermo, l'ho visto lì. Non ci ho fatto i commenti perché speravo che qualcun altro evidenziasse, perché è stato pesantino. Bontà sua, c'è il fatto che c'è anche degnato di questo. Ci ha fatto pubblicità. Ci ha fatto pubblicità. Allora Ma forse su suggerimento di qualcuno, sai, non tanto da parte sua. Sarebbe facile, come ti ripeto, risponderti che fino a qualche ora fa hanno cercato fino in fondo l'alleanza. Se contiamo così poco, siamo così inutili, come vuol definire lui in maniera così, non so perché l'ha fatto, allora casomai sarebbe chiedere se è sempre di quell'avviso anche in prospettiva. E comunque da qua in avanti ci sarà il tempo di parlarne, perché sennò approfondire troppo sul dettaglio tutto in una conferenza stampa è anche sì, ma tanto noi abbiamo detto che tanto spazio non ne abbiamo. Ma penso che dopo questa uscita, tra virgolette, insomma, verrà rimarcato da più parti questa mancanza, saranno forse anche costretti a sentire, anche perché il cittadino ne ha bisogno, è una questione di democrazia. Io cittadino non voglio vedere sempre Bertoncello e Tabaro che non dicono niente, come ha detto Di Meo, e ha detto mi tengo alto adesso perché mi tengo buono più avanti le domande interessanti. Non è questo il modo di fare comunicazione e informazione soprattutto. Manca l'informazione a Portogallo in questo momento. Non c'è la possibilità per i cittadini di sentire tutti i candidati sindaco, visto che adesso ce ne sono 5 mi sembra attualmente.